Acace, robinie, pioppi, carpini, noccioli e tigli si allineano per formare una fitta volta che copre il cielo. Questo è forse il bosco lineare più lungo d'Italia. Nel suo grembo accoglie per circa 70 km una pista ciclabile e pedonale che porta il nome di Ostiglia. È qualcosa di inaspettato nel cuore della pianura padana fortemente antropizzata. Silenzio, canti di uccelli e sciabordio di acque. Un'oasi lontana dal rumore delle auto. A tratti si lambiscono campagne coltivate, sulle quali si affacciano vestigia storiche e splendide ville venete. La ciclovia inizia a Treviso e si sviluppa in senso est-ovest, ripercorrendo il tracciato di un'ex ferrovia costruita a più riprese tra il 1921 e il 1941. Si trattava di una linea ferrata che arrivava fino alla città di Ostiglia, in provincia di Mantova. Fu gravemente danneggiata durante la Seconda Guerra Mondiale, tanto da essere resa in gran parte impraticabile. Per fortuna, da alcuni anni la Treviso-Ostiglia è rinata, ma non passano più i treni, bensì i ciclisti. Lasciata Treviso alle spalle, dopo pochi chilometri sono le cicogne a osservare il via vai dei ciclisti all'oasi di Cervara. Inconfondibile il suono che emettono quando battono il becco. L'oasi abbraccia il corso del fiume Sile e immerge i visitatori in un ambiente di grande interesse naturalistico. Oggi Erminio, animatore dell'oasi, accoglie la giovane fotografa Eleonora per mostrarle i posti migliori dove piazzarsi. L'oasi di Cervara è l'ultima grande palude protetta lungo il fiume Sile. Qui abbiamo 25 ettari di boschi, di canali, di praterie, di zone umide e questa è la casa di un sacco di animali selvatici. All'interno della riserva c'è una ricca fauna, soprattutto costituita da uccelli, dagli aironi, con diverse specie, poi c'è tutta la fauna costituita anche dai picchi, gli uccelli rapaci, ovviamente poi ci sono le cicogne bianche e poi alla fine soprattutto il martin pescatore, che è un po' il simbolo dell'oasi, la mascotte del parco ed è l'animale che andremo a incontrare oggi all'interno del nostro capanno fotografico. Hai visto qualcosa che si muoveva? Sì. Secondo me è lì. Eccolo, l'ha appena dato. Sono due. Sì, sì, Li hai visti? Li hai visti? Sì. Il martin pescatore è sicuramente la specie più interessante che vive all'interno delle paludi italiane, perché è l'unico uccello che nidifica sottoterra, costruendo una lunga galleria negli argini dei fiumi, e per alimentarsi invece si tuffa sott'acqua, si alimenta sott'acqua mangiando pesci, mangiando piccoli anfibi. Nell'oasi, per attirare le cicogne, a partire dal 2009 è stata approntata una grande voliera che ha permesso di ottenere importanti risultati sul piano della riproduzione. Oggi qui i grandi volatili sono di casa. Ci sono due coppie di riproduttori che hanno lo scopo di far nascere nuovi cicognini ogni primavera, ogni anno, e poi ci sono i loro figli degli anni precedenti. I lavori di recupero del sedime ferroviario e la trasformazione in pista ciclabile sono iniziati nel 2009. Oggi il lungo corridoio boscoso che parte da Treviso arriva fino alla cittadina di Montegalda, in provincia di Vicenza.
Le due ruote scivolano veloci sotto i portici di una delle più famose barchesse del Veneto, la cinquecentesca rotonda di Badoere. Da una parte vi sono le botteghe, dall'altra le abitazioni, la chiesa e il palazzo domenicale. Qui tutto trasuda di venezianità. La storia fa capolino a ogni chilometro. La ciclabile a Levada affianca Villa Marcello, sontuosa dimora arredata con mobili originali, che vanta preziosi affreschi del Settecento. Lungo lo Stiglia l'andare è dolce. Per strada ci sono buone tappe per rifocillarsi e riposare. E ovviamente meccanici e noleggio biciclette. C'è chi percorre la pista ciclabile tutta d'un fiato, ma è decisamente più piacevole fare qualche deviazione dal bosco rettilineo e perdersi nella campagna. E allora è una scoperta continua. Si affonda nell'anima contadina di questa parte del Veneto, nella voglia di valorizzare la terra e di riscoprirla per ricavare reddito, ma anche per salvare la memoria collettiva. A Piombino d'Ese, Michela e Ottorino sono tutto questo. La terra, i prodotti agricoli e le idee creative sono sgorgati dall'amore per la tradizione. Da essa hanno tratto la linfa che ha animato le loro attività. Prima di tutto vengono i campi, i grani antichi e i frutti rari. E poi ci sono anche le galline, centinaia di galline, così variopinte e curiose che da sole fanno un piccolo zoo contadino che merita assolutamente di essere visto. Qui attorno abbiamo tutte le nostre galline rare. Noi abbiamo scelto di allevare le galline rare venete, tutte le galline rare venete iscritte al registro genealogico delle razze autoctone. Ed è bello anche capire cosa vuol dire la diversità della razza. Noi ci accorgiamo della differenza di gusto da uovo a uovo a seconda delle razze. Abbiamo anche lavorato molto negli ultimi anni rispettando anche quello che è la biodiversità, quindi il recupero di un cinquantino della castellana, un frumento di alta qualità che ci permette di fare delle ottime farine da polenta, non ha bisogno di molta acqua, purtroppo ahimè ha una resa bassa, però viene compensata dall'alta qualità del prodotto. Allora, questo è il mais cinquantino della Castellana. Era un mais antico che non veniva più seminato dagli anni 50. Questo mais ha la caratteristica di essere proprio un mais adattissimo ad alimentazione umana, a fare le farine per la polenta. Noi conosciamo in questa zona il bianco perla perché era stato fatto seminare dalla Repubblica Veneziana, quindi dai veneziani, perché il bianco era considerato una farina nobile perché veniva mangiata con il pesce e con le carni bianche, col coniglio, eccetera. Il mais cosiddetto rosso, comunque giallo, veniva invece usato per mangiarlo con la carne. Questo è stato raccolto proprio ieri, si tolgono tutti i grani brutti e rimane la pannocchia proprio con il grano pulito, pronto per essere sgranato e poi praticamente macinato per fare la farina. Perché abbiamo scelto questo lavoro? Intanto per un discorso di biodiversità, la nostra azienda non è molto grande e con questo terreno bisognava fare qualcosa di nicchia, senza l'uso di diserbanti chimici, quindi un prodotto anche molto sano ed equilibrato. È stata un po' una scommessa. La scelta, diciamo, è stata fatta col cuore, ma è una scelta che premia molto come vita, ecco, come livello di vita. È un po' complicata perché bisogna mettere insieme tante cose e anche l'aspetto economico. Dopo naturalmente ci sono i periodi che c'è tantissimo lavoro, quindi si corre veramente tanto
e dopo ci sono dei periodi che servono in più per riflettere, per preparare le nuove cose, le nuove idee per il futuro. La ciclabile è un viaggio non solo geografico, ma anche nei territori sconosciuti della nuova agricoltura. Sono giovani e meno giovani che non temono di sperimentare. A Torreselle, con 2 pedalate, ci si inoltra nella selva di verde di una coltivazione di luppolo. Quasi una piccola giungla con tanto di liane, così si chiamano appunto i rami di luppolo. Diego incarna l'anima più autentica di questa voglia di innovare. Il luppolo è un ingrediente base per la birra, usato come conservante naturale e come insaporitore. Si pianta in primavera e si raccoglie a settembre. Le liane di 6 metri crescono veloci attorno a una corda di fibra di cocco. Al momento della maturazione le liane vengono tagliate alla base e dal filo che le sorregge e quindi portate in azienda per la lavorazione. Mi piace l'agricoltura, mi piace lavorare la campagna, credo nelle culture innovative, credo in questo tipo di scommessa, ecco, una scommessa. Facciamo bacche a seta, facciamo luppolo, facciamo bambù. Nocciole, abbiamo piantato anche delle piante di nocciole, quindi sperimento un po' le nuove culture e il luppolo mi appassiona di più perché è una bella pianta che ti dà delle belle soddisfazioni. Però il mercato deve imparare, diciamo, a conoscere bene il prodotto italiano, che è un prodotto di qualità, e quindi deve credere anche nel nostro prodotto, non soltanto su quello estero. Siamo in pochi al momento in Italia. Pensiamo ci siano un centinaio di ettari coltivati, diciamo dal nord Italia al sud Italia, e quindi è anche un po' una novità. Ho intrapreso questo lavoro anche con mio figlio, che è giovane, e quindi speriamo di dargli un futuro e spero che Gabriele si impegni con serietà in agricoltura. Un macchinario separa le foglie dai coni di luppolo che vengono messi ad essiccare per estrarre la luppolina, una farina dal profumo di valeriana, di sapore aromatico molto amaro, che serve appunto a insaporire la birra. Non è da tanto che mi sono interessato al mondo dell'agricoltura seriamente, però fin da piccolo seguivo mio nonno sui campi, gli andavo a fare compagnia e ultimamente in questo ultimo periodo ho cominciato a appassionarmi di quello che stava facendo mio papà, soprattutto con il luppolo, e ho deciso di cominciare a lavorare con lui e adesso mi piace quello che stiamo creando e speriamo di portarlo avanti e renderlo più grande. Per un giovane come me, da 19 anni, avvicinarsi al mondo dell'agricoltura è una cosa molto stimolante e molto piacevole. È un mondo immenso in cui puoi sbizzarrirti a fare quello che ti pare. Ci sarebbero tantissime coltivazioni, tantissime cose da poter creare e coltivare con le proprie mani. Già da adesso ogni tanto è pesante come lavoro, però vedere i risultati alla fine di quello che si crea è soddisfacente e ti porta molti stimoli a continuare. Ciao Diego. Ciao Gabriele. Bello il luppolo quest'anno. Sì, quest'anno sta andando bene anche il raccolto. Sì, lupolina ce n'è. Un buon raccolto, sarà ottimo birra. Speriamo. Gabriele è venuto a verificare la qualità del luppolo di Diego. Laureato in architettura, nella campagna di Loreggia ha scommesso su un agribirrificio a chilometro zero. È tra i pochi che è in grado di coltivare autonomamente tutte le materie prime necessarie per la birra, dall'orzo alle spezie. Anche lui attende i ciclisti dello Stiglia che gli passano accanto. Il luppolo di Diego, una volta raccolto, dopo l'essiccazione prende l'aspetto di piccole palline che Gabriele aggiungerà al suo malto d'orzo.
La differenza tra un birrificio agricolo e un birrificio artigianale è che noi birrifici agricoli abbiamo tutta la parte di coltivazione dei nostri terreni, cioè soprattutto coltiviamo l'orzo che poi diventa malto d'orzo, quindi aratura, fresatura, concimazione, fino a conferire il nostro orzo al COBI, che è un'associazione di agricoltori italiani che hanno fatto un maltificio. Con il maltificio andiamo a maltare l'orzo di nostra produzione per poi iniziare la birrificazione, che è similare alla birra artigianale. L'agribirrificio nasce dall'idea di sfruttare tutta la filiera della mia azienda agricola per fare le birre stagionali, per esempio la zucca, il radicchio di Treviso, il coriandolo, i peperoncini. Quindi le nostre birre sono tutte non filtrate, non pastorizzate e a chilometro zero. Una ciclovia come la Treviso-Ostiglia ha un costante bisogno di cure premurose. Di questo si occupa un gruppo di lavoro la cui guida è affidata a Maria Claudia, che ora è al Bike Bar all'incrocio del fiume Muson. Cristian, buongiorno. Ciao Maria Claudia. Ciao, allora arrivo dall'ufficio turistico e ti ho portato la nuova mappa della Treviso Ostiglia con il nuovo logo. Tu sai che la Federazione dei Comuni del Camposemperese è diventata il soggetto gestore della ciclovia per conto di tutti quei 15 enti, soggetti e comuni che sono attraversati dalla pista ciclabile. E quindi ci occupiamo della manutenzione, abbiamo proprio la cura del verde e della valorizzazione turistica, quindi il rapporto con tutti gli operatori, con i produttori e poi anche delle esperienze e degli eventi che troviamo lungo la ciclovia. Campo San Piero è un luogo sacro per i devoti di Sant'Antonio. Il santo ha vissuto qui il suo ultimo mese di vita nel 1231. Dopo la morte, il corpo venne traslato nella vicina basilica di Padova. Il santuario del Noce, a lui dedicato, fu edificato nel XV secolo, dove sorgeva un albero di noce sul quale il santo saliva per rivolgere le sue prediche ai contadini del luogo. Qualche altra pedalata e si arriva a San Giorgio delle Pertiche, dove Angelo e la sua famiglia accolgono i viandanti per farli immergere nella loro campagna, tra coltivazioni di semi antichi e erbe officinali. Noi abbiamo realizzato un vero e proprio parco aromatico. Quando una persona viene a farci visita, non sia solo vedere le colorazioni dei fiori, che siano belli fiori bianchi o gialli o viola, ma assieme a noi scoprire le piante, quali sono le caratteristiche e magari portarsi a casa qualche fiore e in casa da soli riuscire a fare qualche rimedio naturale per la vita di tutti i giorni. Quindi magari vengono dall'Ostiglia, quindi con bici, e li accogliamo noi insieme ai nostri bambini e fare un percorso all'interno della nostra azienda, vedere tutte le piante aromatiche, farsi una passeggiata nelle nostre viette interne dell'azienda per vedere anche le altre coltivazioni come il grano, i girasoli e il mais, e abbiamo la speranza che quando vanno via siano arricchite di nozioni, di cose che non sapevano. I nostri bambini sono parte integrante del nostro mondo. Abbiamo Giuseppe, che è il più grande, Davide e Michele, che è il più piccolo, ci aiutano quotidianamente nelle nostre cose, ci dicono quando è ora di tagliare l'erba e accudire i vari animali, perché abbiamo un asino che si chiama Cardo di nome, Innamorato di cognome, abbiamo Mirtilla, il pony, che da poco ha avuto un cucciolo, le caprette e le galline che ci fanno compagnia, e naturalmente le nostre api, e cerchiamo che crescono, insomma, conoscendo la natura e rispetto per la natura e per gli animali.
Noi privilegiamo le coltivazioni di grani antichi e siamo partiti con un faro monococco che ci è stato richiesto dal pastificio che collabora con noi perché è la migliore varietà per fare la pasta. Viene fuori una pasta molto leggera ma al tempo stesso molto nutriente. Si adatta bene oltre a fare la pasta ma anche per fare il pane, fare dei dolci o anche la pizza. Noi ci siamo dotati di questo piccolo mulino perché a noi piace che le persone che vengono qua, al posto di dargli 1 chilo di farina, gli diamo 1 chilo di grano e insieme a noi, insieme ai loro bambini, facciamo la macinatura insieme in modo che anche i bambini possano crescere e capire come si arriva a realizzare determinati prodotti. Quello che noi cerchiamo di insegnare è anche che a partire da questo seme che noi adesso in autunno andremo a seminare fino ad arrivare a un pacco di pasta, il lavoro è molto lungo e necessita di molte attenzioni e molta passione e molta cura. È emozionante superare in bici l'ardito nuovo ponte che si alza sulle acque del fiume Brenta. Quello vecchio della ferrovia Treviso-Ostiglia era stato abbattuto nel 1944. Le ruote volano sopra le acque del fiume per giungere con poche pedalate a Piazzola sul Brenta. Qui ad aspettare i ciclisti c'è l'eccezionale Villa Contarini, eretta nel Cinquecento su disegno del Palladio. L'imponente complesso architettonico è circondato da un ampio parco romantico all'inglese, con un lago, peschiere e canali. Oltrepassata Piazzola sul Brenta, la campagna piatta si apre a dismisura. È l'ambiente ideale per gli allevamenti, ma questa volta dalla ciclovia non si vedono mucche, bensì asini. Ad accogliere i ciclisti si fanno avanti Filippo con la moglie Eleonora e i genitori Paolo e Maria Grazia. Tutta la famiglia è al servizio degli asini e soprattutto delle asine, perché qui si produce latte d'asina, un prezioso alimento per i neonati che sono intolleranti alle proteine del latte vaccino. La nostra forza è anche avere una conduzione a livello familiare. Questo ci permette anche di fare proprio le cose con passione, senza guardare l'ora in più, senza guardare la domenica o la festività. È proprio tutta la famiglia impegnata su questa attività. Ecco. È un lavoro impegnativo perché ti impegna 365 giorni all'anno, però la soddisfazione è tanta e per me è stata una scelta di vita, seguendo anche il ritmo della natura, vedendo i cicli degli asini o comunque degli animali in generale che hanno i loro tempi, bisogna rispettarli e secondo me è una vita ben spesa. Mi sono diplomato perito agrario, poi ho lavorato per un periodo come dipendente, però la passione per l'agricoltura e gli animali è stata troppo forte e quindi ho deciso di licenziarmi e ci siamo guardati un po' attorno su che attività fare. A un certo punto sono passati dei pastori con il gregge e abbiamo acquistato i primi asini, ne ho acquistati 5 e adesso dopo 10 anni ne ho un centinaio.
Il latte d'asina è da sempre considerato come il latte di origine animale più vicino a quello della donna. È simile per il suo contenuto di lattosio, proteine, minerali, amminoacidi, ma la percentuale di grassi è inferiore. Finita la mungitura, Filippo apre i recinti e le mamme asine possono ricongiungersi con i loro piccoli, che riconoscono immediatamente. Non tutto il latte viene prelevato dalle loro mammelle e così gli asinelli iniziano subito a poppare. I nostri asini vivono all'aria aperta e questo è molto importante per il loro benessere. Infatti siamo molto attenti anche all'alimentazione. Tutto il foraggio che diamo da mangiare è prodotto da noi sui nostri terreni, quindi garantiamo anche l'alimentazione. Poi hanno dei ricoveri dove loro entrano per mangiare, bere e stare a riparo, però vanno e escono come gli pare, quindi sono liberi di andare. Questo è il nostro ultimo nato, ha 24 ore di vita. Vedete la mamma com'è gelosa, anche se sa che si fida di noi, però è molto gelosa ovviamente del suo piccolo. Usando l'alimentazione controllata direttamente da noi e anche autoprodotta in azienda, possiamo in questo modo garantire anche la qualità del latte. È proprio un principio di vita, uno stile di vita il nostro, ricercando la qualità e l'attenzione che diamo ai nostri prodotti e anche un senso di responsabilità verso il consumatore, perché il nostro latte va a bambini neonati, anche prematuri, quindi ci sentiamo responsabili di questo e garantiamo anche con l'analisi di laboratorio la qualità del nostro latte, sia alimentare che poi cosmetico. Anche la cosmesi nasce proprio da questo principio che abbiamo noi di benessere, sia dell'asino ma anche quindi della persona. La nostra linea cosmetica infatti è molto attenta a inserire prodotti naturali e che rispettano l'ambiente. Una vasta distesa di riso preannuncia l'insediamento di Grumolo delle Abbadesse, un nome curioso ma con una toponomastica molto chiara. Grumolo deriva dal latino grumulus, diminutivo di grumus, mucchio di terra. Il predicativo delle Abbadesse ricorda che un tempo la località veniva amministrata dalle monache benedettine di Vicenza, che qui coltivavano appunto il riso, sotto il controllo della Serenissima. Alle suore si deve la bonifica dei terreni e la costruzione dei canali. Le tracce della storia sono nel paesaggio disegnato da ville patrizie palladiane che spuntano tra risaie tagliate da fiumi e rogge di risorgiva. Paolo, coltivatore di riso, ricorda i tempi in cui le suore abbadesse erano le signore ricche e potenti di queste terre. Siamo sotto il portico delle suore, sopra di noi avevamo le abitazioni del fattore, più indietro c'erano i magazzini veri e propri, più in là ancora c'era la pila, vale a dire il mulino per lavorare il riso, davanti a noi ci sarebbe stata l'Aia, in testa alla pila passa il Rio Moneghina, che è stato creato apposta dalle suore per portare il raccolto che veniva fatto a monte e portarlo all'Aia. Qui veniva disteso davanti a questo fabbricato, essiccato e poi stoccato in questi magazzini che abbiamo sopra di noi. La possibilità di seminare il riso però era sottoposta a un parere favorevole della Repubblica di Venezia. La coltivazione del riso, se fatta in grandi estensioni, impoverisce la popolazione perché permette di lavorare ai contadini per un periodo limitato nel tempo. Per cui la Repubblica di Venezia, a seconda di quanti abitanti abitavano nel paese, concedeva la possibilità di fare risaia, però sapendo che doveva essere alternata alla stalla o altre coltivazioni, alla vigna e quant'altro. Questo qui è risone. Per ottenere il riso
io lo devo lavorare con la riseria e praticamente da un quintale di questo risone qui andrò ad ottenere 55-60 kg di riso commestibile. Tutto il resto devo scartarlo. Qui si coltiva vialone nano e carnaroli. Il nostro riso è particolarmente piccolo rispetto ad altri risi italiani, perché i nostri terreni sono bassi, freddi e anche la grana del terreno è molto dura, argillosa. L'acqua viene dalle risorgive a 7-8 km, è molto fredda anche lei, per cui il nostro riso fa tanta fatica a crescere, ma poi quando vado a lavorarlo ottengo dei risi eccezionali in cottura. Ed ecco il borgo di Montegalda, dove ad attendere i ciclisti c'è la magnifica villa Fogazzaro Colbachini, realizzata in stile neoclassico. Fu la residenza dello scrittore veneto Antonio Fogazzaro, che nel 1901 vi ha ambientato parte del suo romanzo Piccolo mondo moderno. La villa ospita un curioso e originale museo delle campane. Le più grandi sono nel bel giardino, mentre all'interno dell'edificio si snoda il percorso espositivo con 200 esemplari provenienti da tutto il mondo. La pista ciclabile lungo la ex via ferrata finisce qui, a Montegalda. Chi arriva da Treviso ha già percorso circa 70 km. Ora la speranza è che si possa far proseguire la ciclovia fino alla città mantovana di Ostiglia. Sulla carta il progetto esiste già. Diverrebbe il completamento del lunghissimo bosco lineare che attraversa buona parte del Veneto. Quasi una rivincita della natura sul cemento che ha invaso la pianura padana.